Edizione di Antenna 3 Nord-Est. Buongiorno telespettatori, ben ritrovati come sempre in diretta con l'informazione di Antenna 3. È morto Silvio Berlusconi questa mattina alle 9:30, la notizia di apertura evidentemente di tutti i telegiornali locali e nazionali, la notizia battuta da tutti i quotidiani, quello che vedete è il titolo del Corriere della Sera: Dio a Silvio Berlusconi, ha cambiato la politica e l'Italia, i figli e il fratello in ospedale, il corpo sarà portato ad Arcore, Repubblica è la fine di un'era, e sono soltanto due delle prime pagine dei quotidiani online. Silvio Berlusconi, sapete, era malato da tempo, aveva già passato diverso tempo in ospedale a causa della leucemia che lo aveva colpito e per la quale si stava curando. Imprenditore edile, partito così nella sua carriera, e è stato lungo il suo viaggio anche nel nostro Veneto. Ricorderete a Venezia con l'Acqua Granda, e poi arrivò anche a Padova nel 2010 quando ci fu l'alluvione. Sono tante le immagini che vi possiamo far vedere della presenza di Silvio Berlusconi nella nostra regione. Imprenditore appunto a partire dagli anni 60, padre della televisione privata nazionale. Nel 94 la fondazione di Forza Italia, la discesa in campo che lo porterà al governo per 3.339 giorni, il governo più lungo per un politico italiano, un record per lui, al centro della scena politica dunque per 30 anni. Berlusconi è morto oggi al San Raffaele di Milano, aveva trascorso circa 30 giorni ricoverato, e poi un altro video all'uscita dell'ospedale aveva sempre cercato di comunicare con i cittadini. Lo ricordiamo e lo sta ricordando ovviamente tutta Italia, ed è unanime il cordoglio della politica. Oggi il pensiero, uno dei primi pensieri, è stato il tweet del presidente del Veneto Luca Zaia, che ha detto: ciao presidente, un abbraccio a tutta la famiglia, agli amici, coloro che gli hanno voluto bene. Twittato su Twitter, scritto su Facebook: ci lascia un uomo che ha scritto la storia recente della politica italiana, un pioniere nel campo dei media, una persona che ha saputo vivere guardando al futuro con un legame unico con tutto il Veneto, che ho potuto apprezzare anche quando con Berlusconi presidente del Consiglio e io ministro siamo stati colleghi di governo. Le parole di Luca Zaia. Noi ci colleghiamo subito con il coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabio Chiese, che ringraziamo per averci raggiunto in collegamento. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, intanto, come ha preso la notizia Fabio, e quando e come è arrivata a lei questa notizia, e che cosa significa questa notizia per Forza Italia? Avevamo preso delle situazioni, delle condizioni difficili che versava Berlusconi già nelle chat regionali del partito, quelle nazionali, per cui si capiva la gravità delle condizioni di salute di Berlusconi. Berlusconi è stato 4 volte Presidente del Consiglio, per cui se ne va non solo il fondatore di Forza Italia, il fondatore del centrodestra, perché dobbiamo ricordare che l'importanza di Silvio Berlusconi come politico non è solo relativa a Forza Italia, ma è relativa a tutto il centrodestra moderno che oggi abbiamo in Italia. Devo dire che ho ricevuto tantissimi messaggi bipartisan, tantissimi messaggi di condoglianze rispetto ad una persona che era un punto di riferimento, se posso permettermi, non solo del centrodestra, ma di tutta la politica italiana e internazionale. La credibilità che aveva assunto negli anni a livello internazionale era unica, d'altronde ha segnato gli ultimi 30 anni della politica italiana e lascia un vuoto difficilmente colmabile. Sono contento delle immagini che state mandando in onda, perché sono le immagini di una persona con un cuore grande, sempre in mezzo alla gente, amava tantissimo il contatto con i propri cittadini, e devo ammettere veramente che non ce lo aspettavamo, perché sorridendo si pensava sempre che fosse una persona che avrebbe vissuto davvero 120 anni, e questa notizia ha spezzato tutto. Senta Fabio, anche il suo modo di comunicare e il rapporto che ha sempre cercato di avere con i cittadini, con il suo pubblico, fino all'ultimo video anche fuori dall'ospedale, ha rivoluzionato anche la dialettica tra cittadini e la politica?
Ma sì, ha cercato di accorciare le distanze, d'altronde era una persona che non era nata dalla politica e non essendo nata dalla politica aveva quella capacità comunque di dialogare con tutti e devo dire che ha cambiato il modo. Mi ricordo la prima volta che era andata in televisione nel confronto in TV con Occhetto, la differenza del paradigma di chi era abituato a parlare direttamente con la gente che invece era abituato a parlare in politichese, lì fece veramente la differenza e portò questo paese, penso, nell'era contemporanea. Poi si può dire tutto di Berlusconi, c'è chi lo ama, chi non lo ama, però oggi nessuno può negare che sia stata comunque una persona che ha segnato gli ultimi 30 anni al nostro paese, che rimarrà nella storia, e per chi come me è sempre stato tesserato solo in Forza Italia, diciamo che manca veramente un punto di riferimento. Una persona che poi non si lamentava mai perché nonostante tutti gli attacchi che ha avuto, ma anche nonostante le difficoltà fisiche degli ultimi anni, devo dire che anche nell'ultimo video c'era solo ottimismo nelle sue parole, solo uno sguardo verso il futuro, solo un amore per il proprio paese, e che lo si voglia combattere politicamente o no, bisogna dire che in maniera onesta che amava l'Italia e ha sempre avuto parole dolci e gentili per tutti. Questo veramente ci mancherà perché ha avuto tanti attacchi, ma non ricordo che lui abbia attaccato personalmente mai nessuno, cercava di guardare il lato positivo delle cose, e devo dire che in un paese in cui gli estremismi si stavano muovendo molto, lui ha sempre tenuto la barra al centro, soprattutto negli ultimi anni è diventata una persona che non so, molto saggia e cercava di portare equilibrio in un paese in cui non era facile averlo, per cui questo gli va riconosciuto, penso, da tutti. Sì, l'abbiamo visto, no? Anche nell'alleanza del centrodestra, l'ultima che poi di fatto ha portato il centrodestra al governo, la sua tendenza alla moderazione sempre e comunque è stato l'asse che ha tenuto la barra dritta e seguito ovviamente da sempre dai moderati. È stata il suo peso poi è stato importante, no? Nella bilancia delle alleanze per questo centrodestra. Perché secondo lei ha rivoluzionato il centrodestra Silvio Berlusconi? Non l'ha rivoluzionato, l'ha proprio fondato, nel senso che Forza Italia aveva percentuali molto alte quando Silvio Berlusconi è entrato in politica, ma anche oggi le percentuali di Forza Italia non erano quelli di un tempo. Devo dire che la sua parola è sempre servita a trovare la mediazione, anche nella nascita del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. Devo dire che gli unici che non hanno mai creato problemi nelle configurazioni di governo ed altro sono stati proprio quelli di Forza Italia, perché Berlusconi guardava alla governabilità di un paese. Avendo fatto, ripeto, 4 volte il Presidente del Consiglio, capiva quanto fosse importante la stabilità, l'ho sempre ripetuto. Ricordo quanto si fosse battuto anche in tempi non sospetti per un'Europa forte, unita, un'Europa che potesse competere a livello internazionale. Questo era uno dei suoi pallini, cioè la capacità del paese e del nostro continente di incidere a livello europeo, cioè scusi, come Europa a livello internazionale. Devo dire che questo è sempre stato, lui è sempre stato visionario da questo punto di vista, capiva che per sedersi ai tavoli e contare qualcosa doveva avere comunque una forza economica non indifferente, per quello cercava un'Europa unita non solo da un punto di vista politico ma anche soprattutto anche da un punto di vista economico-militare. Ricordo che spingesse molto su questo e poi anche sul concetto di patria, perché quando lui parlò per le prime volte di patria negli anni 90 sembrava una persona fuori da ogni logica. Invece oggi abbiamo, anche grazie a lui, riscoperto questo concetto e devo dire che siamo rimasti tutti disorientati. Oggi alle 10:30, quando è arrivato il comunicato, 10:32, il comunicato ufficiale della scomparsa del Presidente, come amiamo chiamarlo tutti, devo dire che c'è stato uno sgomento a 360 gradi. Io ho ricevuto tantissime chiamate anche di persone che non appartengono al nostro partito e neanche alla nostra coalizione, che non so, mi ha chiamato per fare le condoglianze a me, nel senso che sembrava fosse una persona di famiglia per tutti, no? Poi, ripeto, le persone di famiglia si possono amare o non amare, si possono discutere, però siamo abituati ad averlo vicino. Il fatto che non ci sia più, secondo me, anche a livello politico, creerà un momento di discontinuità importante. Ecco, appunto,
quali sono le personalità capaci di raccogliere l'eredità politica ora di Silvio Berlusconi, anche insomma, ai tavoli romani. Ecco, la sua forza è sempre stata evidente, importante, leader indiscusso. Che cosa succederà ora? È detto bene, leader indiscusso al di là delle percentuali, perché se ricordiamo le ultime percentuali di Forza Italia, a parte l'ultima elezione politica che grazie a lui ci ha riportato insomma a percentuali simili a quelli della Lega a livello nazionale, ma devo dire che al di là di quello tutti i leader politici, dalla Meloni a Salvini, andavano a ritrovarsi a casa di Berlusconi proprio per quel senso di serenità, quel senso di equilibrio che lui riusciva a portare e quel senso di risoluzione dei problemi, perché era un risolutore dei problemi. Oggi senza di lui non possiamo comparare nessun'altra personalità a quella che aveva lui, per cui sbaglieremo se cercassimo oggi nel panorama politico nazionale un nuovo Silvio Berlusconi, perché faremo male ai politici di oggi, nel senso che nessuno può paragonarsi a lui. Penso che questo sia il momento di stare tutti uniti, tutti vicini, a parte che il momento del cordoglio non è un momento sicuramente per fare ragionamenti politici che bisognerà fare a mente fredda, ma devo dire che ci sono comunque tante persone a livello nazionale che possono far bene. Ripeto, possono far bene, devono far bene se sostenuti da tutti noi e senza paragonarlo a Silvio Berlusconi. L'ultima domanda che le faccio è questa: padre di tante battaglie con le opposizioni dentro e fuori dal Parlamento, le battaglie sulla giustizia, sul falso in bilancio, sul sistema radiotelevisivo, sulle migrazioni, quale battaglia è stata la più dura secondo lei per il percorso di Silvio Berlusconi in tutto questo tempo? Ma sono state tutte battaglie dure. Penso che la cosa che dovremmo riconoscere a un personaggio come Silvio Berlusconi è il coraggio. Io in un post ho parlato di coraggio, di ottimismo, perché penso che siano due cose difficili da conciliare. Lui era un uomo che credeva nelle battaglie che faceva, che le faceva anche da solo, perché molte volte si è trovato solo e solo dopo sono arrivati gli alleati, e questa era la forza di un uomo che non si fermava mai, un uomo che dimentichiamo molte volte, ma aveva costruito 40.000 posti di lavoro, perché forse ci dimentichiamo spesso a causa degli attacchi politici e di altro che Berlusconi è stato soprattutto un grande imprenditore italiano. Ecco, questo io vorrei sottolinearlo, perché io non è che sia giovanissimo, quest'anno ho proprio 50 anni, ma ricordo ancora la rivoluzione, come penso ricorderanno molti di voi, delle televisioni private. Cioè il fatto di poter avere più canali televisivi da guardare. Ricordo che ho letto il libro di Mike Bongiorno e Mike Bongiorno ricordava come Berlusconi lo avesse convinto ad andare in una TV privata nel momento in cui le TV private non esistevano, per cui approcciarsi a un personaggio come Mike Bongiorno e riuscire a condurlo in un'emittente privata appena nata, penso che sia qualcosa che solo una persona come Silvio Berlusconi potesse fare. Prendere il Milan nelle condizioni in cui era e portarlo ad essere la squadra più importante al mondo e una delle squadre ricordate, una delle squadre che ha giocato meglio nel panorama calcistico universale, questi sono risultati sui quali nessuno potrà mai dire niente. Poi sulla politica, ripeto, magari ci troviamo su posizioni opposte, ma vorrei ricordare che Berlusconi è stato molto altro. Prima di scendere in politica era un uomo apprezzato a 360 gradi. Poi ovviamente, come succede a tutti noi, quando scendi nell'agone politico c'è chi sta dalla tua parte e chi sta da altre parti. Ma sono sicuro che la storia riporterà Silvio Berlusconi nella giusta dimensione di uno dei più grandi imprenditori italiani di tutti i tempi, una persona che ha creato tantissimi posti di lavoro, una persona che ha gestito anche il mondo sportivo da grande manager e poi nella politica, ripeto, 4 volte Presidente del Consiglio. Questo non lo ottieni se gli italiani non ti votano e se gli italiani non hanno fiducia in te. Penso che queste siano le cose più belle che si possano ricordare di lui. Io ricordi personali, ma questi poi ognuno di noi li tiene per sé oggi. È il momento anche di stare vicino alla famiglia e agli amici, perché ricordiamo sempre che una persona come lui è un grande personaggio politico, ma è anche un uomo con la propria famiglia, con i propri affetti, e penso che oggi sia il momento di stringersi vicino alle persone che davvero fanno parte della sua famiglia, che gli hanno voluto bene, anche se la sua famiglia è il paese tutto e non solo il paese, ma penso che anche tanti altri personaggi internazionali oggi sentono un vuoto profondo, che è il vuoto che tutti noi sentiamo, che ci ha lasciato una persona prima di tutto, per cui al di là dello status di personaggio politico,
devo dire che è una persona che ha dato tanto anche a livello umano e mancherà veramente a tutti noi. Posto chiamato all'ultimo perché anche noi ovviamente come organi di stampa abbiamo preso della notizia intorno alle 10 del mattino. Arrivederci Fabio, grazie. Grazie e buona giornata a tutti. Anche a lei. Allora, più tardi ci collegheremo anche con Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico che ha sospeso la direzione appunto del PD a livello nazionale, che doveva tenersi proprio oggi in segno di lutto, in segno di rispetto. Continueremo ovviamente a parlare di Silvio Berlusconi e a farvi vedere insomma i titoli e le pagine dei giornali, gli approfondimenti che stanno riempiendo i giornali online con la storia, i successi, le grandi battaglie di Silvio Berlusconi, che ricordo a chi si dovesse essere collegato soltanto ora essere deceduto questa mattina al San Raffaele di Milano. Vedo collegata la nostra Ilaria Marchiori perché abbiamo un'altra notizia di cronaca che vi abbiamo dato ieri nel corso dei nostri notiziari: la morte di Anna Tuzzato, aveva 29 anni, cooperante a Bruxelles. Ilaria, buongiorno, ben ritrovata. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nel comune, proprio nel municipio di Fiesso d'Artico, insieme al sindaco Marco Comminato, che non appena ha preso la notizia della morte di Anna Tuzzato sabato si è recato immediatamente a casa della famiglia, che lei conosce bene tra l'altro. Sì, appena presa la notizia della morte di Anna mi sono recato in famiglia, ho fatto le condoglianze al papà, al dottor Giancarlo, alla moglie, alle sorelle e la comunità in lutto, perché è una tragedia grande. La situazione era una situazione difficile, però so che sono in viaggio, sono partiti in viaggio, sono lì a Bruxelles per espellere insomma le pratiche che del caso, e siamo in attesa del loro ritorno. Quando lei è stato lì, dicevamo poco fa, li ha visti quasi ancora increduli, forse dovevano ancora metabolizzare cosa era realmente accaduto. Guardi, increduli non credo, perché una notizia così non ti lascia spazio per le reazioni. Come dire, li ho visti come si deve stare in una situazione di lutto, e questo posso dire. Ecco, questa mattina tra l'altro si è svolta anche l'autopsia sul corpo di Anna. Una volta ricevuto il nulla osta sarà decisa la data dei funerali, e per quel giorno lei ha proclamato lutto cittadino. Sì, certo, per il giorno dei funerali sarà indetto lutto cittadino, soprattutto perché la famiglia di Anna, la famiglia Tuzzato, è una famiglia in vista a Fiesso d'Artico, e anche perché erano persone che erano totalmente proiettate verso l'Europa. Le figlie sono maturate, laureate. Anna aveva questo impiego a Bruxelles in una ONG che si occupava di alimentazione biologica, di agricoltura biologica, una famiglia che era totalmente proiettata verso il prossimo. Ecco, infatti ricordiamo Anna, dopo aver studiato sia all'Università di Padova che poi a Bologna, da circa 2 anni lavorava a Bruxelles come coordinatrice della comunicazione della Federazione dei Coltivatori Biologici. Lei, come anche la sua famiglia, era proprio improntata verso tutto quello che è anche una visione futura dell'ambiente, del prendersi cura. Sì, certo, appunto, quindi noi aspetteremo il ritorno del feretro da Bruxelles, dove lo abbracceremo insieme alla nostra comunità, perché, ripeto, Anna portava con sé proprio quella prospettiva, quella visione di futuro che hanno moltissimi giovani in Italia. Purtroppo la vicenda di Anna ci riporta indietro con la mente, ovvero alla morte di altri 2 ragazzi, di Gloria e Marco, che persero la vita con le stesse modalità all'interno dell'appartamento in cui vivevano a Londra, che ha preso fuoco, e anche loro hanno perso la vita in questo modo. È arrivato, una volta appresa la notizia, è arrivato subito il messaggio di cordoglio da parte anche del presidente Luca Zaia. È una notizia che ci riempie di tristezza,
tristezza si legge: il Veneto perde una giovane professionista che aveva da poco iniziato un percorso lavorativo come responsabile della comunicazione a Bruxelles. Una tragedia che ricorda purtroppo, scrive ancora Zaia, la storia di altri 2 ragazzi, Gloria e Marco, che hanno perso la vita nel tragico incendio a Londra. Queste le parole della presidente Zaia nell'esprimere il suo cordoglio per la morte di Anna Tuzzato. Lo ricordiamo ancora, una giovane ragazza, una 29enne che ha perso la vita all'interno del suo appartamento per l'esplosione di questo incendio, un appartamento nella zona di Etterbeek, un po' fuori Bruxelles, dove invece lavorava. Io ringrazio il sindaco di Fiesso d'Artico, Marco Comminato, e da qui restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Tanta cronaca in questa edizione del telegiornale, sono state diverse le persone decedute nella giornata di ieri, ma c'è una grande novità per quanto riguarda l'omicidio di Anika Panfile, la donna, mamma di 4 figli, che è stata trovata morta nel Piave. Per noi c'è Lina Paronetto, ci sono delle importanti novità dal punto di vista delle indagini. Lina, a te, buongiorno. Buongiorno da Spresiano, alle mie spalle vedete la pescheria Il Tiburon, gestita da Franco Battaggia, ex Primula Rossa della Mala del Brenta, che si è ritrovato coinvolto in questo delitto del Piave, l'omicidio di Anika Panfile. Alle mie spalle vedete i carabinieri, le pattuglie della stazione, ma anche il nucleo investigativo che è arrivato massicciamente con gli investigatori da via Cornarotta, che sia qui che nell'abitazione di Battaggia ad Arcade stanno svolgendo perquisizioni e rilievi. Il delitto è quello di Anika Panfile, delitto del Piave. Franco Battaggia è l'ultimo di fatto tra i testimoni ad aver visto viva la mamma 31enne di via Ronchese. Oggi questi dispositivi, che sono stati evidentemente coordinati dalla Procura della Repubblica, cosa staranno cercando gli investigatori è abbastanza evidente: degli indizi, delle tracce del passaggio di Anika o di un eventuale coinvolgimento di Battaggia in questa vicenda. L'abitazione di Battaggia ad Arcade, in centro ad Arcade di fatto, è stata posta questa mattina sotto sequestro. Gli investigatori si sono presentati di buon'ora al mattino presto a casa di Battaggia, hanno svolto rilievi e perquisizioni che dovevano svolgere, poi intorno alle 9:30 si sono spostati qui lungo la Pontebana. Vedete il traffico di auto di passaggio in questo lunedì mattina, appunto alla pescheria Il Tiburon, che è chiusa oggi e domani, e proprio di questa chiusura hanno approfittato gli investigatori. Quindi Battaggia risulta evidentemente iscritto nel registro degli indagati. Vedremo a che titolo e cosa la Procura eventualmente gli contesterà. Sono tutti dettagli che andranno naturalmente confermati. Quello che è certo è che la casa è stata posta sotto sequestro e che sono in corso dei rilievi anche qui nel negozio, nella pescheria molto nota qui a Spresiano, gestita da Battaggia. Se avremo ulteriori aggiornamenti naturalmente vi richiederemo la linea. Intanto da Spresiano è tutto. Grazie alla nostra Lina Paronetto in diretta da Spresiano. Noi ci spostiamo sulla Treviso Mare, l'ennesimo incidente ieri purtroppo mortale, una dinamica agghiacciante. Un uomo di 65 anni, un imprenditore del territorio, ha perso la vita. Vediamo. Il cavo a terra, spuntato all'improvviso per diventare un'assurda arma mortale, e poco distante il corpo senza vita di Gastone Feltrin. La maledizione della Treviso Mare passa anche per queste tragiche e incredibili istantanee. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla morte di Ludovico, Valeria e Dominga nella strage di venerdì notte, e la strada conta un'altra vittima in un incidente che la comune invece per assurda dinamica al dramma di Dina Zanatta, schiacciata dal carico di cemento del tir a San Biagio di Callalta. È tutto ancora da decifrare come il 64enne Feltrin, imprenditore, titolare della Feltrin più Mazarin di Monastier, molto nota nel settore delle lavorazioni metalliche, sia rimasto impigliato nel cavo mortale. Stava tornando a casa dopo un giro in Harley Davidson, una delle sue passioni, sotto un violento nubifragio.
Gli rimaneva poco più di 1 chilometro e sarebbe arrivato in via per Monastiera a Vallio, dove abitava con la famiglia. Ma ad appena 400 metri dal luogo dove venerdì notte si è consumata la strage delle 3 vittime, ha incontrato la sua sorte sotto forma di un cavo di plastica lungo 150 metri, sostanzialmente invisibile sotto il diluvio, nonostante il colore arancione, portato dal vento fortissimo e impigliatosi probabilmente tra un albero e la strada, trascinato via o da un camion o da un campo. Si è attorcigliato velocemente attorno al 64enne, lo ha prima strangolato e poi decapitato. La moto ha percorso un centinaio di metri prima di finire contro il guardrail, mentre una 45enne che lo seguiva in auto e ha assistito atterrita alla scena ha chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia stradale per gestire il traffico bloccato e indagare sulla tragedia. Impossibile al momento capire da dove sia arrivato il cavo. L'unica ipotesi che gli inquirenti tendono a escludere è che sia stato piazzato lì di proposito. Non c'erano infatti persone presenti lungo il ciglio della strada quando si è verificato l'incidente e alcuni residenti rientrati prima che iniziasse il temporale hanno affermato che quel cavo maledetto non c'era. Buongiorno e ben ritrovato Domenico Crisarà, grazie per essere con noi. Segretario FIMG rappresenta i medici di medicina generale, grazie ancora. Vogliamo parlare con lei di liste d'attesa. La Regione alcuni giorni fa ha tirato le orecchie, se così possiamo dire, dicendo dobbiamo fare delle verifiche per capire se le prescrizioni mediche fatte siano davvero sempre appropriate. A volte causano le liste d'attesa. Qual è la reazione del comparto a queste dichiarazioni e come sono i rapporti con la Regione? Buongiorno e grazie a lei e ai telespettatori. Guardi, come sono le situazioni? Le situazioni sono sotto gli occhi di tutti. Questi sono soltanto degli espedienti per non affrontare o per meglio dire aggirare quello che è il vero problema, perché il problema è l'inefficienza del sistema. Per quanto riguarda l'appropriatezza delle prescrizioni, noi sono anni che chiediamo un confronto, anche perché c'è tutta una situazione paradossale in cui tutto, per esempio, il mondo della sanità privata prescrive e poi pretende anche giustamente da parte dei pazienti, c'è la pretesa da parte che questi vengano trasformate in impegnative diciamo rosse a carico del sistema sanitario nazionale. Dopodiché c'è sempre ed è esperienza quotidiana da parte dei cittadini il fatto che si va a una visita anche specialistica o una dimissione dall'ospedale e praticamente vengono fatte una lista di esami a cui non corrispondono le prescrizioni. Per cui queste, diciamo, noi sappiamo per certezza che più dell'80% delle prescrizioni sono prescrizioni indotte, cioè fatte da chi, cioè scritte da noi ma fatte da altre persone, da altri medici. Ma ripeto, questo è nel quotidiano di tutti, non c'è bisogno neanche di testimoniarlo. E dopodiché in realtà la Regione continua, gli organi regionali continuano a dire queste affermazioni, ma poi nella realtà non c'è mai un confronto, non c'è mai una verifica di quello che si dice. Perché in realtà il problema è che le strutture non sono sufficienti, i medici stanno e anche gli infermieri, gli operatori, i tecnici di radiologia, i tecnici di laboratorio stanno scappando e invece di affrontare questo problema si dà in pasto all'opinione pubblica l'impressione che ci sia una non efficienza da parte di un'altra di categorie professionali che non sono proprio perfettamente riconducibili alla Regione come medici di medicina generale. Però il confronto vero non si vuole fare. E che stanno andando in pensione e ovviamente devono essere sostituiti. Come siamo messi da quel punto di vista? La situazione è ancora tragica in alcuni comuni, come abbiamo raccontato? No, diventerà anche peggio. Per questo, perché anche su questo si danno delle notizie alla stampa, all'opinione pubblica, che in realtà poi non corrispondono alla verità. Anche adesso l'apertura del corso di medicina generale è ancora ritardata di altri 8 mesi,
E non è vero, come è stato detto, come ho letto, che è una responsabilità di Roma, perché sono le regioni, tra cui la Regione Veneto, che non ha ancora pubblicato il bando, e quindi abbiamo che il corso precedente è iniziato con 8 mesi di ritardo rispetto all'anno scorso, e questo, se tutto va bene, inizierà con oltre un anno. Questo, sai, in una situazione di mancanza di medici e di carenza di medici si spiega poco. Dopodiché c'è anche il fatto che questa è figlia di una cattiva programmazione regionale che non è stata ancora e di cui paghiamo le conseguenze, e ancora ci saranno degli alti numeri di pensionamento a cui non corrisponderanno numeri di entrata, perché attualmente praticamente tutti i medici impegnati nel corso di formazione specifica in medicina generale, quasi tutti i medici, sono già diventati medici di assistenza primaria, cioè medici di famiglia. Per cui alla fine di questi di triennio di corso non avremo medici nuovi da inserire rispetto a quelli che invece andranno in pensione. Senta, la sua categoria è diventata anche famosa per quella come dire, azione di protesta. Avete scelto di spegnere le luci e fare le visite a lume di candela per un giorno. Che cosa ne è stata poi di quella protesta? Che cosa avete raccolto di fatto? Ah, guardi, la nostra è una segnalazione. Di fatto continua ad esserci una disattenzione da parte del sistema. Devo dire meno del sistema nazionale, ma più del sistema regionale. È vero che si è aperto un tavolo di discussione, ma ancora praticamente sono solo poche chiacchiere e anche non ben definite. Quindi siamo ancora, come si suol dire a proposito di ceri, che la processione non cammina e i ceri si stanno continuando a consumare. Il problema è proprio che non si capisce qual è la volontà della regione, degli organi regionali a risolvere velocemente questa questione. Si tratta soltanto di proclami scritti sui giornali, di incontri che lasciano il tempo che trovano, ma che sostanzialmente non hanno niente di concreto. Grazie dottor Crisaralla, lasciamo andare ai suoi impegni, grazie. Nulla. Per questo intervento. Arrivederci dottore. Arrivederci. Una situazione dunque che ha ancora bisogno di tempo, di incontri, di approfondimenti per essere in qualche modo risolta. Stiamo alla pubblicità, pochi secondi, poi torniamo per parlare ancora di Silvio Berlusconi. Vi ricordo, deceduto questa mattina al San Raffaele di Milano, aveva 86 anni, era malato da tempo. Ci vediamo tra poco con l'intervento anche di Federconsumatori Veneto. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati. La notizia di apertura, la morte di Silvio Berlusconi, deceduto questa mattina alle 9:30 al San Raffaele di Milano. Avremo nuovi approfondimenti nel corso appunto di questa nostra edizione del telegiornale. Tra pochissimo in collegamento il segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. Vi ricordo il sondaggio di Ring che torna questa sera in prima serata, è dedicato ai migranti, con la trattativa dell'Unione Europea, Italia e Olanda, che offrono alla Tunisia 100 milioni subito per il controllo delle frontiere e un successivo finanziamento da parte dell'Europa. Migranti, milioni dall'Unione Europea alla Tunisia. È giusto? Vi chiediamo come sempre di darci il vostro parere partecipando al sondaggio utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. Per il sì lo 0422 16 26 691, per il no lo 0422 16 26 690. Vi ricordo che la chiamata è gratuita, se sentite occupato il vostro voto è stato registrato. Buongiorno e ben ritrovata Claudia De Marco, Federconsumatori di Treviso. Abbiamo invitato Claudia, buongiorno intanto. Buongiorno, grazie per l'invito. L'abbiamo invitata per l'ultima multa, la maxi multa combinata dal garante della privacy a TIM, 7 milioni di euro per il telemarketing selvaggio, e sono tantissimi i telespettatori che ci contattano in questi giorni per dire di ricevere telefonate da operatori commerciali che vogliono proporre qualcosa in vendita, e la domanda è: come hanno fatto ad avere il mio numero di cellulare? Chiediamo la risposta a Claudia De Marco.
La risposta non è univoca, comunque diciamo che come associazione abbiamo appreso con soddisfazione insomma di queste ultime attività delle autorità garanti. Ricordo anche quella del garante della privacy, che ha portato proprio alla confisca di banche dati utilizzate da alcune società di telemarketing, e questo è una prima parte di risposta alla domanda. Purtroppo però si tratta di una goccia nel mare, nel senso che questa del telemarketing, ma anche della cessione selvaggia dei nostri dati, non solo numero di telefono ma anche mail e altro, e del furto di identità, che è la cosa probabilmente più grave, è diventata una vera e propria piaga. Le conseguenze e le ricadute per i consumatori sono pesantissime e vanno dal fastidio di dover ricevere telefonate non volute e non gradite, che viviamo tutti, all'attivazione di contratti non richiesti, e si arriva fino a vere e proprie truffe che portano allo svuotamento del proprio conto corrente. Anche lo strumento del registro pubblico delle opposizioni, che è attivo ormai da anni, non si sta rivelando adeguato al fenomeno. E noi siamo convinti che, accanto alle attività di vigilanza, che sono estremamente importanti soprattutto dalle autorità garanti come Garante della Privacy o Antitrust, andrebbe previsto un sistema sanzionatorio molto più efficace, perché a noi le cifre che leggiamo possono sembrare altissime. In realtà, se poi le confrontiamo con i bilanci che presentano queste grandi società, penso anche a quelle che operano nel settore dell'energia, sono cifre quasi irrisorie. E chiediamo anche che vengano pubblicati i nomi delle aziende che affidano a queste società poco serie le campagne di telemarketing, perché riteniamo che l'informazione debba essere aperta al consumatore. Ricordo che... Sì, prego. Sì, no, lei mi raccontava quando ci siamo sentiti al telefono che anche il nome di Federconsumatori è stato tirato in ballo. Purtroppo sì, abbiamo avuto diverse segnalazioni da parte anche di nostri associati, ma anche di semplici cittadini che ci hanno telefonato per avvisarci che c'erano società che si presentavano come Federconsumatori e cercavano di vendere poi contratti di luce e gas. Noi ovviamente è una cosa che non facciamo mai, ed è chiaro, e abbiamo depositato una querela, e a seguito però di ulteriori segnalazioni che ci sono arrivate proprio la settimana scorsa procederemo ad una ulteriore integrazione, perché è gravissimo questo uso improprio del buon nome della nostra associazione. Le sembra che la cultura delle persone, degli utenti, dei consumatori, però insomma, anche grazie alle varie campagne che sono state fatte, sia aumentata rispetto ad un tempo? Tanto è aumentata, no, la capacità di determinate agenzie di operare in maniera selvaggia attraverso i contatti telefonici, i tabulati telefonici, tanto è aumentata anche la cultura, insomma, degli utenti. Lei appunto ci parlava di segnalazioni. Sì, anche se chi segnala purtroppo è sempre una minoranza. Noi per esperienza insomma vediamo che fatto 100 una problematica, chi se ne accorge a un 60%, chi agisce ancora meno, e quindi purtroppo queste società che operano in modo scorretto sul mercato hanno vita fra virgolette facile. È aumentata sicuramente, sono aumentate le possibilità di difesa da parte dei consumatori, non ultimo insomma il registro pubblico delle amministrazioni, che ormai da qualche anno può essere attivato non solo per i numeri di telefonia fissa ma anche per i cellulari. Prima non era così e questo è estremamente importante, però appunto le scorrettezze continuano a essere evidenti. E come evidente è l'evoluzione delle truffe con il vero e proprio furto di identità che ci ritroviamo poi a dover affrontare con le persone che vedono appunto attraverso il proprio numero di cellulare si vedono svuotare il proprio conto corrente. E questa è una truffa sempre più diffusa,
come sempre più diffuso è proprio il furto di identità. Abbiamo casi in cui alla stessa persona sono stati attivati contemporaneamente 3-4 contratti di luce e gas senza che il diretto interessato ne fosse neppure a conoscenza. Quindi il primo consiglio che vale sempre è: 1, iscriversi al registro delle opposizioni; 2, evitare di accettare contratti telefonici, perché non si ha una immediatezza nel comprendere tutte le caratteristiche di questi contratti, anche perché gli operatori sono velocissimi, chiedono di dire sì e poi noi ci troviamo vincolati per anni a un contratto che magari non abbiamo nemmeno richiesto. Una firma digitale? Come, scusi, ho perso l'inizio. Questo sì equivale ad una firma digitale di fatto? È una registrazione telefonica e quindi l'assenso telefonico è vincolante. Poi in realtà il consumatore dovrebbe ricevere il contratto a casa con tutte le indicazioni, però purtroppo questo non sempre accade e comunque l'operatore sia proponitore del contratto può farlo partire anche con l'assenso telefonico, quindi rimediare a questo è sempre poi un lavoro per il diretto interessato. Meglio evitarlo in partenza rifiutando il contatto telefonico ed eventualmente, se siamo interessati a cambiare fornitore del telefono piuttosto che della luce o del gas, essere noi attivi in prima persona e informarci direttamente, ad esempio sul sito dell'ARERA, che è l'autorità garante proprio per l'energia. Ecco. Allora, Federconsumatori, diamo qualche contatto in caso appunto di dubbi per potervi segnalare, ecco, qualcosa che non va, qualcosa che non quadra. Sì, certo. L'ultimo consiglio è quello di agire appunto con tempestività, quindi se abbiamo dei dubbi rispetto a quello che abbiamo sottoscritto telefonicamente, rivolgersi immediatamente all'associazione dei consumatori come la nostra, e siamo aperti su tutto il territorio regionale e territoriale e i nostri orari sono pubblicati e tutti i contatti sono pubblicati sul nostro sito regionale, che è www.federconsveneto.it. A Treviso siamo contattabili anche telefonicamente allo 0422 409 239 e poi ovviamente tutti i nostri canali social per avere informazioni costanti sulle varie problematiche. Grazie Claudia per essere stata in nostra compagnia, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Federconsumatori Treviso, torniamo alla notizia di apertura del nostro telegiornale, la morte di Silvio Berlusconi, che sta rimbalzando ovviamente sulle prime pagine di tutti i quotidiani, non solo nazionali ma anche internazionali. La fine di un'era, addio Cavaliere, sono i titoli più utilizzati. Ferdinando Avarino, vice direttore di Media Nord-Est, durante una puntata di Ring nell'aprile del 2018 aveva intervistato Silvio Berlusconi. Vi facciamo sentire un piccolo estratto di quell'intervista. La vostra regione in questo momento, come un risultato di voto che può dare o meno alla Lega un distacco maggiore del distacco nazionale, di cui la Lega può psicologicamente avvalersi per trattare le cose all'interno del centrodestra. E quindi abbiamo tutti quanti noi del centrodestra, abbiamo pensato di venire qui, ci siamo divisi le zone per non sovrapporci, vogliamo ottenere una bella vittoria di cui siamo certi e io spero, per quanto riguarda Forza Italia, che possa avere un risultato migliore di quello che ha ottenuto alle elezioni nazionali. Dove mette quell'asticella allora? No, non c'è una posizione in cui la metto. Io sono stato molto deluso del risultato del voto del 4 di marzo. Pensavo veramente a qualcosa di molto più sostenuto, addirittura ben oltre il 20%. Poi successivamente abbiamo cercato con coloro che fanno le indagini demoscopiche di sapere come mai Forza Italia aveva solo avuto il 14,5% e ci hanno detto diverse motivazioni che probabilmente sono valide per capire quel risultato. La prima motivazione è certamente quella che io non ero candidato e quindi molti si sono domandati alla fine, soprattutto quando noi abbiamo chiarito questo fatto della mia non candidatura, presentando il pur prestigioso
Presidente dell'Assemblea europea Antonio Tajani. La seconda cosa è il fatto che io avevo venduto il Milan e questo, soprattutto con la gestione successiva, ha portato molta delusione negli 8 milioni di tifosi rossoneri. E lei sa che poi le persone non distinguono tra politica e passione sportiva, eccetera. Quindi ci sembra che anche lì addirittura ci hanno detto che va verso un numero decisamente molto alto, verso i 2 milioni i tifosi in meno che hanno votato per Forza Italia. E poi infine ci sono tutte le calunnie, le menzogne, le cattiverie che mi sono state buttate addosso in quest'anno, da quando nel 2013 sono stato addirittura condannato a 4 anni per una presunta frode o evasione fiscale assolutamente insussistente. Stiamo aspettando la decisione della Corte di Strasburgo, che sarà assolutamente precisa e mi consentirà anche di rivolgermi agli italiani facendo vedere come io sia stato vittima di un uso politico della giustizia. Poi ne hanno inventate tante, che finanziavo la mafia, che ho ricevuto le minacce della mafia e non le ho denunciate. Io come governo, nessun governo ha fatto così tanto contro la mafia come i miei governi. Ben ritrovato Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, grazie per aver accettato in qualche modo un po' all'ultimo di interloquire con noi. Oggi è una giornata particolare, una giornata in cui anche il Partito Democratico ad esempio ha annullato la sua direzione in segno di vicinanza a tutta la comunità, insomma, a tutta la famiglia di Silvio Berlusconi. Intanto le chiedo così un ricordo di Berlusconi con il quale lei si è confrontato anche in Senato, immagino più volte. Ma per la verità a me è capitato di conoscere il Berlusconi Presidente del Consiglio, di vederlo poi all'opposizione alla Camera e in quell'occasione di avere qualche momento di confronto, qualche battuta. Eravamo noi principalmente che, incrociandolo nell'emiciclo, ascoltavamo quello che Berlusconi diceva e dal suo era sempre un tratto di grande cordialità e di grande umanità. Al Senato mi è capitato di vederlo nel corso di questo scorcio di legislatura, nel momento in cui Berlusconi è intervenuto e ha pronunciato il suo discorso. Era il giorno anche della nascita del suo 17° nipotino, così aveva ricordato. Era un uomo molto provato, molto stanco e che evidentemente portava con sé i segni di una sofferenza. In quell'occasione non ho avuto modo di poterlo incrociare e lui ha partecipato credo a quella seduta e un'altra nel corso di questa legislatura per problemi legati alla sua salute. Come lei ha detto, comunque oggi è un giorno di dolore che riguarda tutto il Paese e quindi noi abbiamo espresso, anch'io abbiamo espresso da subito il nostro cordoglio a Forza Italia, alla sua famiglia, tutta la comunità nazionale, e in segno di rispetto abbiamo sospeso la direzione nazionale del PD che era prevista per oggi pomeriggio, perché pensiamo che sia il momento di tributare, pur da punti di vista assolutamente diversi dal punto di vista politico, l'omaggio a questa personalità che comunque ha condizionato la storia del nostro Paese. Tante le battaglie insomma, di Silvio Berlusconi, lo si ricorda, poi lo stiamo leggendo in tanti modi sui giornali, l'imprenditore, la dialettica, anche come ha stravolto il mondo della comunicazione, anche il modo di comunicarsi come politico. Cosa ha apprezzato più di lui diciamo, delle sue campagne, delle sue riforme? Lo chiedo a lei che appunto è all'opposizione. Che cosa ha apprezzato di più? Ma guardi, io qui voglio ribadire ancora una volta il giudizio politico su Berlusconi, rispetto al quale ci ha diviso tutto in questi 30 anni di vita politica. E, forse nell'ultimo periodo Berlusconi ha assunto anche nella coalizione di centrodestra un ruolo in qualche modo di stabilità, penso al governo Draghi, e in quelle occasioni ho avuto modo di apprezzare qualche sua posizione, ma nel corso di questi anni diciamo
Berlusconi ha rappresentato un'altra parte politica, un avversario di quelli come me che stavano dall'altra parte, ma questo non ci impedisce di tributare a lui un omaggio e di poterne ricordare l'importanza nella storia del nostro paese. Guardi, è stato molto importante perché ha influenzato dal punto di vista sportivo, dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista della comunicazione, come lei ha ricordato, e naturalmente dal punto di vista della politica il nostro paese, non sempre positivamente vorrei dire, ma sicuramente attraverso le televisioni prima, attraverso un modo di comunicare diretto con i cittadini, trovando il modo di farli convincere che con lui fosse possibile, come la chiamava, una sorta di rivoluzione, cosa che poi non si è fatta, perché poi alla prova del governo anche lui ha avuto le sue difficoltà. Senta, leader indiscusso, prima con il coordinatore provinciale Fabio Chies ha ammesso insomma, che il partito potrebbe trovarsi spaesato, no, per la mancanza di questo condottiero. Di fatto Berlusconi non ha lasciato alle sue spalle degli eredi della sua portata. Guardi, questo è spesso il problema dei grandi leader che fanno della propria persona un partito, della propria proiezione pubblica anche l'immagine e la forza del proprio partito. Ora io non ho elementi per sapere che cosa succederà in Forza Italia e non credo nemmeno che questo sia il momento appunto, di fare previsioni o polemiche di alcun genere. Penso che comunque la storia del nostro paese cambi e si chiuda una fase politica. Come si aprirà e quale sarà il suo sviluppo lo vedremo nei prossimi tempi. Senta, secondo lei, l'ultima domanda in qualche modo che le faccio è questa. È evidente, si è visto in quest'ultimo periodo la grande differenza tra la destra di Giorgia Meloni e quella più in qualche modo moderata di Silvio Berlusconi. È servito Silvio Berlusconi a mantenere l'asse dei liberali all'interno dell'alleanza del centrodestra, a suo modo di vedere? Ci sono almeno... c'è almeno una scelta che va riconosciuta in questo ultimo periodo a Berlusconi, è quella che dicevo prima, di aver avuto una funzione stabilizzatrice all'interno del centrodestra e di aver concorso ad una collocazione di una destra moderata ed europeista anche nel nostro paese. E questo vedremo se sarà un patrimonio che verrà mantenuto. E se sarà questa sua eredità, un'eredità che verrà mantenuta nell'attuale centrodestra, dove la tendenza è più verso posizioni estreme. E questo naturalmente sarà oggetto del dibattito politico e pubblico nei prossimi tempi, lo vedremo, ma oggi voglio ripeterlo, è anche il momento del grande dispiacere, del grande dolore, perché ci lascia una persona che ha accompagnato la vita degli italiani per tanto tempo e che ha sofferto nel corso di questo ultimo periodo e insomma, al quale credo dobbiamo, soprattutto alla sua famiglia, a tutte le persone più vicine, un grande cordoglio, un grande rispetto. Grazie Andrea Martella per essere stato con noi in questo, così, insomma, chiamato un po' all'ultimo, ma anche la nostra diretta evidentemente è stata stravolta da questa notizia. Grazie, arrivederci segretario. Grazie a lei, buon lavoro. Arrivederci. Allora vi facciamo sentire il videomessaggio che ha inviato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, imprenditore peraltro come Silvio Berlusconi. Ve lo facciamo ascoltare il videomessaggio appunto che Brugnaro ha inviato perché fosse diffuso a mezzo stampa. Un pensiero dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Un grande imprenditore, un grande uomo che ha cambiato la politica italiana, una persona che fino all'ultimo ha lavorato, ha lottato per le sue idee, per la libertà, per valori liberali e democratici italiani. Caro Presidente,
caro Silvio, ci mancherai. Credo che questa tua capacità di riunire, di tentare sempre di mettere d'accordo tutti fino all'ultimo, di essere sempre comunque generoso e propositivo, resterà proprio come ricordo vivo nel mio cuore. Mi ricordo e mi ricorderò di quando sei venuto qua a vedere Venezia sotto acqua, di quando mi hai chiamato e mi hai dato i consigli quando io ti ho chiesto che volevo candidarmi. Non ci siamo visti tante volte, ma la stima davvero rispetto a te, rispetto alla tua storia, dal mio punto di vista è molto alta. Ci mancherai. La storia, credo che la storia farà giustizia del nome di Silvio Berlusconi e del ruolo che ha avuto nel nostro paese. Buon viaggio Silvio. Eccolo Luigi Brugnaro, il video diffuso perché appunto fosse mandato in onda il pensiero del sindaco di Venezia, che ha ricordato la presenza di Silvio Berlusconi quando ci fu l'Acqua Grande, il suo arrivo e i consigli per la sua carriera politica. Noi adesso ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato, lo vedo collegato con il suo ospite perché è tempo anche di Adunata Triveneta degli Alpini e come sapete Media Nord-Est ha sempre nel cuore gli alpini. Seguiremo la Donata Triveneta in diretta. Lucio, buongiorno a te. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, il gruppo Media Nord-Est ha come sempre e da sempre nel cuore gli alpini e quindi li seguiamo, li abbiamo seguiti alla Donata Nazionale, li abbiamo seguiti l'anno scorso nella Triveneta di Asiago, li seguiremo ovviamente nella Triveneta di Belluno. Sono con il presidente della sezione di Belluno, Lino De Pra. Presidente, tutto pronto? Tutto pronto, abbiamo atteso questo evento da 2 anni e adesso finalmente siamo arrivati alla settimana conclusiva. Spero che siamo pronti veramente nel senso dell'ospitalità da dare a tutti gli alpini, quindi per noi ci aspettiamo veramente un grande raduno. Allora, mentre Nicoletta fa vedere la sala riunioni dove avete fatto tutte le vostre riunioni, insomma, logisticamente parlando ci sono una montagna di eventi. Sì, abbiamo cercato di nutrire il programma con tanti eventi che ci toccano in modo particolare nella sensibilità a noi alpini, perché il raduno è stato impostato sia come raduno degli alpini ma anche come anniversario dei 60 anni della disgrazia del Vajont. Quindi... Ecco, tra l'altro voi avete sabato inaugurato anche una mostra qui a Palazzo Piloni, sì, se non sbaglio. Certo, abbiamo inaugurato la mostra a Palazzo Bembo. Bembo, giusto. Bembo, sì, mostra esclusivamente relativa a quelli che sono stati gli interventi dei nostri soccorritori e dei nostri alpini in armi. Ecco, qui invece andiamo nel pratico, perché noi siamo sotto dei gazebo che avete già montato, perché qui, Anna, devi capire, è veramente il cuore logistico che si riempirà nei prossimi giorni. Però, visto che noi racconteremo tutti i giorni che cosa sta succedendo, facciamo un sommario per chi magari vorrebbe venire sul fine settimana e che cosa trova chi viene a voler condividere questa Triveneta. Certo, sì, giustamente dicevi, qua è il cuore logistico perché i nostri volontari hanno il centro base, la sala operativa qua in questi locali qua della sezione. Allora facciamo andare avanti Nicoletta che fa vedere i locali del centro, così. Anna, se poi hai delle domande dimmi pure, intanto noi facciamo vedere velocemente questa parte logistica in maniera tale che con il presidente De Pra diciamo subito che intanto si comincia in realtà venerdì, mi pare di capire. Certo, sì, si comincia venerdì con l'apertura del nostro museo del 7° Reggimento Alpini giù a Villa Pat, poi il pomeriggio il grande evento sarà quello dell'apertura della cittadella della protezione civile e dei ragazzi dei campi scuola. Poi da lì in poi passeremo al teatro comunale dove ci sarà lo spettacolo teatrale intitolato Il corpo e l'anima. Ecco, poi il resto lo racconteremo nei prossimi giorni, altrimenti sveliamo tutto, no? Si spoiler certo. E non va benissimo. Però una cosa possiamo dire ai nostri telespettatori che lega tantissimo Belluno a Treviso perché c'è di mezzo il roso. Certo, sarà una cerimonia che verrà fatta sabato pomeriggio dove i muli di Vittorio Veneto consegneranno al 7° Reggimento Alpini la restituzione del basto di Roso che quindi torna alla sua
sua casa dove era partito quando ha iniziato il servizio il mulo iroso. Ecco, questo è solo uno dei tanti eventi di questo fine settimana che comincerà venerdì di fatto, ma che in realtà è già cominciato, e noi racconteremo ogni giorno cosa stanno preparando gli alpini qui a Belluno, ma soprattutto quanto divertimento, ma soprattutto quante cose poi noi seguiremo. Tra l'altro sabato sera non prendete impegni perché avremo una lunga diretta con tante cose da vedere insieme e soprattutto tanti cori da sentire. Anna, se hai domande, se no io ti restituisco la linea. Lucio, noi andiamo avanti con la nostra diretta, non spoileriamo troppo, come giustamente hai detto tu. Arrivederci al tuo ospite e appunto sabato sera sui nostri canali per seguire tutte le manifestazioni collegate alla Dunata Trivenneta degli alpini. Grazie al nostro Lucio Zanato. Tra pochissimo continueremo a parlare di sanità, ma prima andiamo a Padova con la nostra Chiara Gaiani in compagnia di padre Ramina, perché domani è il 13 di giugno. È il giorno del Santo e si trova a compimento, come dire, la tredicina del Santo, e anche qui Rete Veneta con il gruppo Media Nord-Est seguirà in diretta la processione del Santo per la città. Chiara, buongiorno. E buongiorno, ci troviamo sul sagrato della Basilica del Santo con il rettore padre Antonio Ramina. È tutto pronto per la festa. In realtà il clima di festa si sta vivendo appieno in questi giorni. Solo venendo, vi racconto, nel chiostro con il collega Cristian Roccaiende, padre Antonio veniva fermato dai devoti che gli chiedevano una benedizione, che lo ringraziavano, perché Antonio è davvero nel cuore delle persone e tornano qui come a trovare un amico da varie parti del mondo. È così, padre Antonio? Confermo pienamente, direi che è un clima di festosa amicizia. Ecco, Sant'Antonio sa attirare moltissime persone, si disegna piano piano un volto di chiesa che raggiunge tutte le popolazioni della terra. Dire di come la grande famiglia antoniana sparsa nel mondo sia davvero ampia, numerosa e ricca di rappresentanza. Siamo tutti qui presenti, anche se magari siamo nelle nostre case, ma tutti rappresentati vicino a Sant'Antonio. Ecco, un grande clima, una giornata che sarà bellissima, quella di domani, si spera anche ovviamente con l'aiuto delle meteo, che inizierà già alle 5:30 del mattino. Alle 5:30 sarà aperta la Basilica, quasi a dare la possibilità a Sant'Antonio di accogliere tutti i fedeli che già numerosi saranno presenti qui sul sagrato come ogni anno, e sarà una giornata molto lunga dato che la Basilica chiuderà alle 22:30, quindi un lungo cammino vissuto insieme di festa, di amicizia, di affidamento al Signore attraverso l'intercessione di Sant'Antonio. Ecco, una giornata che da casa potrete seguire su Rete Veneta, che è emittente del network Media Nord-Est, sul canale 14 del digitale terrestre. Ricordo il momento forse più intenso, dopo la celebrazione delle ore 17, la processione lungo le vie della città, che è tornata l'anno scorso per la prima volta dopo il periodo della pandemia. Sì, Sant'Antonio che, come dire, ripercorre le strade della città, ma anche che si fa pellegrino sui passi della nostra vita quotidiana. È bello immaginare che Sant'Antonio ci accompagni sempre, non solo il 13 di giugno, ma sempre come amico che ci indica le vie della vita, le vie della bellezza, le vie della comunione reciproca. Antonio cammina con noi. Ecco, già sono stati tanti pellegrini che sono arrivati, si stima 25.000 i passaggi alla Cappella delle Reliquie, ma probabilmente una stima per difetto, padre Antonio. Sì, nel senso che molte persone non riescono a raggiungere le reliquie, lì vengono contate solo quelle che si avvicinano, ma molti di più sono i pellegrini che hanno gremito la Basilica già ieri. Ecco, sembrava già ieri il 13 di giugno, dato che sin dalle prime ore del mattino le persone presenti erano davvero tantissime. Allora noi ringraziamo davvero padre Antonio Ramina per essere stati con noi. Domani il 13 giugno, quindi ricordiamo l'appuntamento alla lunga maratona, alla lunga diretta di Rete Veneta, e ringrazio anche Cristian Roccaiende che è stato con me per la collaborazione tecnica, e dal sagrato della Basilica del Santo restituisco la linea allo studio. Gaiani, allora domani Sant'Antonio di Padova con la lunga processione, ovviamente la diretta sul canale 14 di Rete Veneta del gruppo Media Nord-Est. Parliamo ora
di salute, la marcia, la staffetta per la salute pubblica lanciata da Padova, quindi restiamo di fatto nella città del Santo. Abbiamo qui con noi per l'occasione, siamo davvero contenti, tutte e tre le sigle sindacali unite. In collegamento Aldo Marturano, segretario generale della CGIL di Padova. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Stefania Botton per la CISL Padova Rovigo. Buongiorno Stefania. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E in studio con me c'è Stefano Tognazzo per la UIL. Buongiorno. Luigi Spada della UIL. Buongiorno Luigi a te. Spada. Perdonami perché avevamo due nominativi e ho detto quello sbagliato. Mi perdoni Luigi. Ben ritrovato. Allora partiamo da Stefania, che so che insomma ha un pochino i minuti contati. Stefania, che cos'è la staffetta della salute? Perché l'avete lanciata? Che cosa vi unisce? Allora, la staffetta della salute è un percorso che unitariamente CGIL e CISL UIL abbiamo pensato di portare avanti per portare all'attenzione della popolazione prima di tutto e quindi dei nostri cittadini del territorio di tutta la provincia di Padova, ma soprattutto è un sollecito nei confronti di chi sul tema importantissimo come quello della sanità e della salute, chi deve prendere le decisioni, quindi è rivolto alle istituzioni locali, la nostra UL6, regionali e devo dire anche nazionali, perché la staffetta serve proprio ad attirare l'attenzione su quelle che sono le problematiche che come sistema sociosanitario stiamo incontrando, soprattutto in un periodo in cui stiamo vivendo gli effetti, purtroppo devo dire, di una pandemia che ha colpito non solo il nostro territorio ma tutta Italia e che ha messo in evidenza quelli che erano appunto i punti deboli del nostro sistema sociosanitario. Sono cresciuti in maniera esponenziale i bisogni di cura delle persone perché appunto la pandemia li ha messi in evidenza, sono aumentate in modo esponenziale quelle che sono le richieste di interventi e noi ci ritroviamo purtroppo con una situazione che non dà tutte le risposte concrete che noi vorremmo. Abbiamo ad esempio solo nel nostro territorio della provincia circa 1200 visite, prestazioni sospese che dovranno e che devono ancora essere recuperate, dovranno essere recuperate nell'arco di tutto l'anno. Ora stiamo attendendo che ci venga resa nota il programma con cui queste prestazioni saranno recuperate. Purtroppo facciamo i conti con gli effetti che sul sistema sociosanitario hanno causato 20 anni di mancata programmazione, di tagli. La sanità ha pagato ben 37 miliardi di euro in tagli in questi ultimi 20 anni e temiamo appunto che nonostante il grande investimento che si sta mettendo in campo grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolar modo i 15 miliardi che sono stati inseriti nella missione 6, non riusciranno o riusciranno con fatica a garantire veramente quello che è il rilancio della sanità pubblica. E tra le criticità che rileviamo, purtroppo la prima in ordine proprio di priorità è il fatto relativo alla mancanza di personale. Noi ci ritroviamo con una mancanza di professionalità in tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie, quindi non solo a partire dai medici di medicina generale, solo in provincia di Padova ne mancano ben 92, ma in tutte le professionalità, i medici, gli infermieri, le OS e gli OS che sono figure professionali sempre più difficili da reperire, concorsi che vanno... Sì Stefania, abbiamo parlato proprio ieri della mancanza di OS con diverse comunità che sono a rischio perché poi i concorsi fatti da Azienda Zero hanno drenato tantissimi operatori OS proprio dalle cooperative e quindi oggi le cooperative che di fatto erogano un servizio sociosanitario si trovano a secco. Resti collegata con noi Stefania, sono da lei. Spada,
Siete uniti in questa battaglia, lo siete sempre stati per le politiche sociosanitarie. Oggi è evidente che poiché un malato non può aspettare 3, 4, 5 mesi per fare un esame, viene di fatto dirottato verso il privato. Come poter invertire questa tendenza? Perché è chiaro che le liste d'attesa non possono essere abbattute così in pochi minuti. Qual è la chiave che voi proponete come sindacati? Allora, ci sono due opzioni. Intanto forse siamo già in ritardo rispetto a una tabella di marcia che ce l'ha segnata proprio il Covid, ci ha detto guardate quanti siete fragili, guardate come siete con poca sostanza rispetto a una cosa così grave, a una pandemia. Il personale sicuramente non sarà in grado di reggerne un'altra con queste condizioni, quindi bisogna rifare completamente un piano sanitario nazionale e rifarlo dall'A alla Z, che va a partire dalla formazione, e perciò dico che siamo già in ritardo, dalla formazione, dalla scuola, quindi bisogna partire con l'università, perché adesso, per dire, sia un infermiere o un tecnico in radiologia, un tecnico in laboratorio sono dei professionisti laureati, un operatore sociosanitario ha una scuola che già inizia a essere dei percorsi formativi importanti, quindi se non punti sulla formazione, non punti su niente. I numeri chiusi vanno... Lei è contro il numero chiuso allora, Certo, no? che sono contro il numero chiuso, al 100%, ma da una vita che diciamo che i numeri chiusi creano delle grosse difficoltà a poter ampliare l'offerta. Okay? La domanda e l'offerta devono andare pari passo. Qua abbiamo tanta domanda e poca offerta. Perché? Perché di fatto se dobbiamo ricorrere al privato vuol dire che il pubblico ha fallito ciò che è nel suo DNA, quello di assistere, di dare una globalità per quello che è la sanità a tutti i cittadini. Non è possibile dover pagare per poter fare una risonanza magnetica, un intervento chirurgico, aspettare 2 o 3 mesi. E questo perché? Perché i professionisti non ci sono, non si reperiscono. Bisogna rendere appetibile questa professione. Quale può essere, secondo lei, Spada, il ruolo, diciamo, dei privati di fatto convenzionati, no? Quale potrebbe essere il ruolo corretto all'interno di un sistema sanitario, come dire, adeguato al cittadino? Allora, il privato ci sta bene in una misura ridotta. Non dico che il privato non debba esistere, dico che il privato deve essere un'alternativa, ma non deve essere la soluzione assoluta. Quindi il privato deve avere una percentuale molto bassa ad altissimo livello, come qualità deve essere ad altissimo livello, ma una percentuale dove che può andare quel cittadino facoltoso che può permettersi questa attività extra ospedaliera o extra istituzionale. Il privato deve essere un'alternativa e non la soluzione. Aldo Barturano, chiedo anche a lei, il ruolo dei privati che oggi tanto contestiamo in qualche modo stanno anche aiutando ad abbattere le liste d'attesa, che ci sono malati che non possono assolutamente tollerare, non possono digerire. Sono liste d'attesa che sono, nonostante vi siano le prescrizioni, come dire, a breve termine, spesso non c'è nemmeno il posto, no, per poter avere quella prestazione. Il ruolo del privato, secondo lei, come può essere ridimensionato? Il ruolo del privato, diciamo così, noi assistiamo ad un processo, insomma, che è davvero molto, tra virgolette, pericoloso, perché c'è questo progressivo slittamento verso il privato. Ma per quali ragioni? Perché se io, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, non ho risposte dal pubblico, inevitabilmente ricorro al privato se ho bisogno di una risposta di salute anche abbastanza urgente o nell'incertezza. Il vero problema è: tutti possono ricorrere al privato? Assolutamente no. Ricorre chi se lo può permettere economicamente. Ecco che la nostra sanità non risponde più a quel principio costituzionale di diritto universale, chiaramente, alla prestazione sanitaria. E questo chiaramente si lega a che cosa? Al fatto che da anni si disinveste. Come diceva la collega della CISL, i tagli sono stati pari a 37 miliardi. Le soluzioni che avremo con il PNRR fanno riferimento a risorse comunque insufficienti, pari a 15 miliardi, ma soprattutto si sta per creare un cortocircuito, perché
gli investimenti che riguardano anche la nostra provincia, ad esempio l'USL 6 sta lavorando per realizzare le 20 case di comunità, che vuol dire, come è giusto fare, spostare la sanità nel territorio per avere una sanità più di prossimità, farà i conti con l'assenza di personale, quello che si diceva, cioè avremo le strutture, quei soldi si stanno spendendo, ma non avremo il personale, un personale che non ce la fa più, un personale che ha dei carichi di lavoro tali e retribuzioni che sono state negli ultimi 15 anni bloccate per 9, che decide di mettersi in privato. Noi stiamo assistendo anche qui ad un fenomeno molto molto pericoloso, perché a dimettersi e a mettersi in proprio, perché di loro c'è bisogno, sono i medici del pronto soccorso, non gli oncologi. Evidentemente, dato che di questi medici c'è bisogno, loro tendono appunto a costituirsi in cooperativa, sono magari medici che prima facevano parte del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi a rimettersi sul mercato alle loro condizioni, meglio retribuiti e magari per a fronte di un carico di lavoro minore. Ma l'aspetto ancora più grave è che, per esempio, a Brescia è nato il primo pronto soccorso privato. Quindi davvero un processo che rischia di essere inarrestabile se non si trovano immediate soluzioni, a partire dal Fondo Sanitario Nazionale, che deve essere integrato e non invece, come dire, e non impoverito ulteriormente. Tenga conto, e poi ho concluso, che l'anno prossimo il DEF ha previsto un'ulteriore riduzione del Fondo Sanitario Nazionale. Raggiungeremo una quota, tra virgolette, di spesa rispetto al PIL nel 2026 che sarà pari al 6,2%, che sarà la più bassa d'Europa. Questo fa molto riflettere. Ecco, il Fondo Sanitario Nazionale e anche il fondo di fatto che i soldi che la Regione mette per la sanità e i soldi che la Regione mette ad esempio per il sociale. Stefania, ieri abbiamo parlato con il coordinamento delle associazioni per la disabilità che di fatto denunciava il fatto che i soldi per il sociale sono stati dirottati verso la sanità, e quindi chi ha bisogno di assistenza, le varie comunità che assistono magari anche malati gravi, in qualche modo rimangono a secco e quindi devono come dire, appoggiarsi alle cooperative che in termini di stipendi, come diceva Marturano, pagano ancora meno. Com'è la situazione? La Regione quanto ha tagliato per il Fondo per la Sanità? Stefania, sono da lei. Non so se forse si è scollegata. Eccola. Deve accendere il microfono, Stefania. Sì, la sentiamo. Niente, si è scollegata. Allora, Luigi Spada, sono da lei. Il Fondo Nazionale, ma anche il Fondo Regionale, Sanità e Sociale. È vero che i fondi per il sociale in qualche modo sono stati dirottati verso la sanità? È vero che di fatto c'è stato un fuggi del sociale verso la sanità, ma per un motivo ben semplice, quello che è successo col Covid. Il Covid ha fatto una serie di investimenti che sono stati dovuti a tutti i costi inviati alla sanità. Quindi di fatto cosa succede? Succede che bisogna reinvestire parecchio e dare parecchio fondo su quello che sono le strutture sanitarie, ma anche sul sociale. Il sociale non può essere dimenticato. Teniamo presente che a volte ci troviamo con dei pazienti all'interno del servizio sanitario, quindi all'interno di degenze che potrebbero essere trattati tranquillamente in altre strutture che non ci sono, perché non ci sono le strutture alternative. Quindi è una cosa importantissima anche il sociale, dobbiamo trovare l'alternativa al pronto soccorso, dobbiamo trovare quindi con i medici condotti, guardare sul territorio sui medici condotti quello che può essere l'alternativa a un pronto soccorso, guardare cos'è l'alternativa a una degenza, che non è solo esclusivamente l'ospedale di comunità. Deve esserci delle alternative proprio sul sociale e questo manca. La riforma della Regione Veneto, che parlava di ospedali di comunità, che parlava di servizi di prossimità,
non è entrata in porto tout court, ci sono stati diversi problemi, no? Rispetto all'annunciato. Quello che era stato annunciato aveva trovato anche il vostro favore. Non è sufficiente. Com'è in questo momento non è ancora decollata nella maniera giusta, se questa era la soluzione. Io che sono abbastanza vecchio e conosco il mondo della sanità dall'88, mi ricordo che nel Padovano c'era un ospedale che si chiamava ospedale geriatrico, dove che venivano a collocarsi i nostri anziani, le persone che avevano bisogno di un'ospedalizzazione diversa di quella dell'intervento chirurgico in se stesso o della guarigione a breve. Ecco, per motivi economici sono stati smantellati queste tipologie di strutture. E che non oggi sostituite. non sostituite. L'ospedale di comunità, che non è né un ospedale di degenza, ma non è nemmeno una casa di riposo, dovrebbe essere una via di mezzo. A tutt'oggi, con la tipologia di pazienti che abbiamo, che vanno oltre i 45 giorni fatidici che l'ospedale di comunità dovrebbe garantire senza un esborso economico da parte delle famiglie, ci troviamo nudi. Poi la durata media della vita si è allungata, quindi viviamo di più, ma abbiamo bisogno di essere curati. Anche certo che sì. Noi dobbiamo pensare che la sanità e il sociale non sono un costo, ma sono una grande risorsa per tutta la cittadinanza, per tutto il paese, in quanto il fatto di essere dei cittadini sani ci permette di poter lavorare, ci permette di essere delle risorse per anche i nostri nipoti, per tutto quello che è una società che deve gestirsi e supportarsi su tutto. Stefania Bottone, la staffetta della salute che voi avete lanciato, in concreto come si muoverà nei prossimi mesi? Allora, noi abbiamo già effettuato 2 assemblee pubbliche, una il 7 giugno nel territorio di Limena e il 9 a Cadoneghe. Abbiamo altre 3 assemblee in calendario e sono il 15 di giugno a Vigonza, il 22 a Monselice e il 29 a Cittadella. Contemporaneamente e per continuare nel mese di luglio sono previsti anche dei flash mob e dei volantinaggi in tutte le zone importanti davanti alle aziende ospedaliere, davanti agli ospedali del nostro territorio, Campo San Piero, Pieve di Sacco, Conselve, il Monselicense, davanti alle RSA, alle case di riposo, per appunto portare avanti quello che è quella piattaforma condivisa che abbiamo creato e che vogliamo portare ai diversi livelli. La nostra è una sollecitazione affinché a livello regionale, dove vengono fatte le scelte importanti sulla sanità, ovviamente arrivi concretamente quella che è la situazione del territorio, per dare risposte ai cittadini e trovare i giusti, diciamo, obiettivi e il giusto equilibrio, le modifiche da fare strada facendo per trovare le soluzioni a quelli che sono i problemi esistenti, sapendo che appunto alcuni, e mi scuso per prima, ecco, qua ho una rete che è poco stabile. Il primo problema è un problema legato al personale, che non è di facile soluzione e soprattutto non è di immediata soluzione. Qui devono essere fatte delle scelte importanti dalla politica, che devono prevedere investimenti importanti su sanità e sul sociale. E questo lo stiamo dicendo, insomma, in qualche modo anche noi come giornalisti abbiamo dato voce ai sindacati e peraltro anche ai cittadini. L'ultima battuta con Marturano, l'apertura della regione, c'è un incontro, un tavolo, qualcosa in prospettiva? No, al momento no, noi partiamo dal territorio, come diceva la collega della CISL, chiaramente per arrivare in regione. Poi è evidente che anche il ruolo del territorio è un ruolo fondamentale nell'ambito della programmazione. Noi, la nostra finalità è proprio quella di arrivare anche alla stesura di protocolli che monitorino queste grandi lacune, queste grandi mancanze che abbiamo, che sono state citate prima, e che soprattutto traguardino, come dicevo nel precedente collegamento, a quella sanità del territorio che è la risposta fondamentale, dove non sono più importanti le prestazioni, ma è importante la presa in carico della persona, e parlo prevalentemente delle case di comunità.
Grazie a voi che vi siete collegati in questo spazio che purtroppo è terminato, sono davvero quasi in chiusura, dobbiamo lanciare un'ultima intervista per ricordare Silvio Berlusconi che in qualche modo ha stravolto insomma, questa nostra diretta, ma dobbiamo per forza dare voce anche alla politica che oggi ha espresso il suo cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Io vi ringrazio Aldo Marturano per la CGIL di Padova, Stefania Botton, CISL, Padova Rovigo e Luigi Spada per la UIL di Padova. Grazie per essere stati con noi. Abbiamo lanciato insieme la staffetta per la salute, ci aggiorneremo per capire gli esiti insomma, di questa battaglia che vi vede uniti come CGIL, CISL e UIL. La parola ora va ad Elisa Venturini, esponente di Forza Italia, quindi restiamo nel Padovano, ex sindaco di Casalserugo. Arrivò Silvio Berlusconi a Casalserugo quando il comune fu allagato con l'alluvione del 2010. Siamo con Valentina Visentì. Buongiorno da Padova, la notizia della morte di Silvio Berlusconi, il mondo della politica in lutto. Qui con me c'è Elisa Venturini, consigliere regionale di Forza Italia. Nel 2010 incontrò proprio Silvio Berlusconi che arrivò in Veneto, a Padova, durante l'alluvione e si impegnò per Casalserugo, comune che Elisa Venturini era all'epoca primo cittadino. Che ricordo ha personale di Silvio Berlusconi? Oggi è una giornata triste perché comunque viene a mancare una persona che è stata presente nel nostro paese e ha inciso la politica italiana. Ho diversi momenti, diversi ricordi nel corso di tanti anni di attività politica svolta. In particolare, come si diceva nel 2010, venne a Padova dicendo che il governo si impegnava per stanziare le risorse per gli alluvionati del Veneto, in modo particolare per i padovani, e quindi è stata una circostanza quella che ha dimostrato comunque la vicinanza di un leader politico che è venuto sul territorio, che è stato vicino, e secondo me uno dei tratti da sottolineare di Silvio Berlusconi è proprio la sua umanità e questo si percepiva quando lo si incontrava. E devo dire, la cosa anche che sempre mi impressionava era il grande entusiasmo che le persone dimostravano ogni qualvolta lo incontravano, e questo è tipico delle persone che hanno un grande carisma e delle grandi capacità. E allora ringraziamo Elisa Venturini per questo ricordo. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentina. Allora, evidentemente la morte di Silvio Berlusconi ha aperto questa edizione del nostro telegiornale. Ricordo che è venuto a mancare alle ore 9:30 di questa mattina dopo una lunga malattia. È mancato al San Raffaele di Milano. Unanime il cordoglio da parte della politica. Ciao Presidente, un abbraccio alla famiglia. Il tweet del Presidente del Veneto Luca Zaia, il ricordo di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, la politica tutta padovana con la senatrice Maria Elisabetta Casellati, Giampiero Longo, l'avvocato padovano che da sempre l'ha seguito, e poi Marco Marin, fedelissimo. E sono tanti gli esponenti della politica veneta che cercheremo di ascoltare oggi e che vi faremo sentire questa sera nei nostri telegiornali. Prima edizione termina qui, siamo ora all'approfondimento della straordinaria di Antenna 3. Vi ricordo il sondaggio di questa sera di Ring dedicato ai migranti e alla trattativa dell'Unione Europea, che ha messo sul tavolo subito 100 milioni per la Tunisia. Milioni dall'Unione Europea alla Tunisia, è giusto, vi chiediamo di rispondere in modo da poter mandare in onda l'esito del sondaggio questa sera durante la puntata di Ring ovviamente con ospiti speciali, tanti esponenti del mondo della politica, per ricordare Silvio Berlusconi e come ha cambiato anche il modo di fare politica a livello nazionale. Siamo al termine, grazie per averci seguito anche oggi. Alle previsioni del tempo ora, e poi a seguire con la nostra Alice Montagnier, nuova tecnologia nel trattamento del dolore, l'approfondimento a cura di Alice Montagnier con il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Arrivederci, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo.
L'estate 2023 stenta a decollare a causa dell'assenza sul Mediterraneo e sull'Italia di un campo stabile di alta pressione. Ancora qualche disturbo a inizio settimana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 12 giugno evidenzia un contesto pressoché stabile in pianura con ampio soleggiamento. Consueta variabilità invece sui rilievi con temporali pomeridiani anche fin verso le aree limitrofe. Temperature in lieve e locale calo, minime tra 15 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 27 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui prevalenza di sole con qualche rovescio al pomeriggio come vediamo su zone alpine e prealpine. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime sui 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede sole ma con qualche temporale pomeridiano o in serata. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 23-26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.